Buonasera a tutti, siete voi, te nuova le oie di 14 del su mese di maggio 2026, che mostrato, da Salvemini, dai vizi, dai Sabarbaggia, dei vizi, dai sa terra sarda a trasmettere a tutto il mondo. Pare gai, ma si donano un computer, cara cara, che sarete hi-fi e chi ne fa con mezzo, insomma, una telecamerella di 20 euro, un computer, tanto da poter costare, non lo so, come questo già comincia a essere sicurato tempo dei computer già che hanno scambiato, ma insomma, sì che da funzionare. Trasmettiamo su a tutto il mondo e in particolare a Sanassone Pizzicchesa e a tutto il circondario che sono amantioso di TV. Bene, cominciamo diretto a Susoli, insomma, intanto torniamo alla sua videata normale, si deve bene dal attimo, che chiaramente noi dei importo che bisogna si regura dell'operatore, un attimento però dobbiamo tornare, ecco qua, e andiamo a vedere come si presenta poi Saida, che si presenta anche voi, in questa bella nube, insomma, che serve per dare lustro e Michele e pittura a sta bella Ida de vizi, Saturno, Mesanina e tanto tomo tutta in turno, che ne Corona. Bene, quindi la dia come si vede è un mese popolata, questa è popolata per il de Pruso, il pacco il minuto scambia, quello, no? Non vi chiedete mica tanto. Ecco qua, questa è una bella fotografia. E devo ritornare su Zaravallo, infatti su Zaravallo, nada perché questa popolatura Anna Creschenne e a due, non mostra pure che tutti le abba. Adesso due la sa schimbe, poi torna a un pacco a spalazzare insomma è stata messo popolato, è stata prodotto su zero, insomma, ecco. Andiamo a dire casa su Canapura e Canapura non che sta bella. Abbiamo praticamente fino a Sasurni che mezzo popolato e poi da mezzo di fortuna di comunità. Cioè, probabilmente insomma, sa schimbe, probabilmente bila cenere, insomma, prima è stata andiamo su Mudinanne e poi probabilmente a sa schimbe probabilmente e poi torna un po' a Castellare e è stata Mudinanne ma poi abba potuto più resto del zero. Bene, andiamo verso l'appuntamento, scomo, abbiamo un appuntamento del Tepilora che gara al largo rubatore di della lampada organizzato da questa associazione Achimus, una a fare dare belle che poi bisogna un appuntamento scomo a fine mese e a comincia da satiro, chissà la categoria da pulcini, primi calci, esordienti e piccoli amici, in che la data sono il 31 maggio e 2 della lampada, però insomma poi vi torniamo appena mi comunicano la data esatta, cioè care nostre categorie io che mi pare che chi va a fare cambiamenti, insomma, perlomeno a Sunese che hai mandato un bustiano, nel Potemeo che deve giocare. E andiamo all'appuntamento che veste Crasa in Giorgia Sproni, il suo convegno nazionale, addirittura il numero quindi che se chiede mai auditorium della biblioteca Sebastiano Satta. Cominciano ora le Sasurni, che mi pare che no, questo è stato ecco, cominciano ora le Sasurni che è mezza, poi una beste saluti istituzionali, poi ogni che mezza lezioni magistrali, eccetera, eccetera, e sì che può tutto da dire, a Saschimbe che vi l'ultimo intervento, tre interventi, quelli che alla fine adesso già 7 che minimo durano una cosa dai. Bene, poi sì che si incrasa sì che
ecco, discussione, addirittura 18:15 discussione, poi 18:45 chiusura della sessione e esaudire queste bibliche. Quella di Esechi alle ore 9 comincia Chizzo, Giorgio Asproni la laicità, la nascita dell'arma dei carabinieri in Sicilia, Asproni del generale Serpi, biblioteche, fondazioni, memoria pubblica. Poi alle 10:15 tavola rotonda, laicità e politica, poi 11:30 coffee break, alle 11:45 la città, la cittadinanza, scuola e partecipazione, coordina Cosseggio, Fondazione Giorgio Asproni, presentazione delle migliori tesine del liceo Giorgio Asproni, cerimonia di premiazione. Noi abbiamo la Sicilia fino a mezzodia, poi va bene. Andiamo da innanzi, questo appuntamento di oggi, giovedì 14, mattinata, bambini dell'asilo e Sanno Satta, santuario, Santissima Annunziata, novena e festa, Bitti 8-19 maggio 2026. Non sembra una cristiana sede sesta, chi poi è domenica, decche 7, bene, 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 bene. Andiamo da innanzi, brinchiamo subito sul giornale, a segna stampa, l'Unione Sarda, febbre del Nilo, primo caso dell'anno, un contagio nell'Oristanelli, in una terra su ratirovirus, bicchiere sulla febbre del Nilo, primo caso dell'anno, un contagio nell'Oristanese e già allarme zanzare, cimici nel reparto di geriatria. Gradimento tolle in discesa, un sondaggio SVG sul gradimento dei presidenti di regione. Adesso la Torre perde 4 punti rispetto al 2025 e con il 33% di consensi è tredicesima in una classifica aperta dal friulano Frediga 65% e chiusa dal siciliano Schifani, che anche ti schifo naturalmente. Un grande rifiuto, no ai soldi di un'azienda dell'eolico, ai soldi di un'azienda dell'eolico. Il sindaco 15.000 euro per un anno, rifiuta 15.000 euro per affittare un terreno ad una società che vorrebbe costruire un parco eolico. È successo a Villanova Forro, dove un cittadino ha detto no all'offerta. Quello spazio serviva per installare un anemometro di 80 metri. La vicenda commenta che l'Altaria siete un problema, insomma, non si vede in questo metodo. La vicenda è stata resa nota dal sindaco Maurizio Olmis. Affitto per un solo anno, quattrini offerti da una delle aziende che vogliono piantare pali in Marmilla. Cagliari, attraversamenti e segnaletica non bastano, crocieristi nello sbarco nel caos. Migliaia di crocieristi invadono il centro di Cagliari tra via Roma e piazza Matteotti, regnano confusione e attraversamenti selvaggi. Il momento dello sbarco della nave per molti rappresenta un vero rebus. Una volta usciti dal porto, infatti, orientarsi tra cantieri e cartelli mancanti è quasi impossibile. La città si dimostra, come raccontano molti turisti, difficile da decifrare. E andiamo all'articolo di fondo chiesto di Ciriaco Fede di Chiesa. Federico Rampini è intestato la AI, cioè intelligenza artificiale, vera rivoluzione. Federico Rampini sul Corriere della Sera del 2 maggio e Alberto Mingardi il 7 maggio sulle pagine di questo giornale sollevano il velo sull'economia USA, che veleggia con un aumento del 2% sullo scorso anno, da confrontarsi con lo 0,1 europeo, e sulla spinta strategica che non vuol dire epocale, data allora, per non dire epocale,
data alla stessa economia dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, aspettando con fede che superficiali opinioni, leader nostrani cessino di considerare la AI un insieme più o meno stupido di algoritmi al quale fare domande ritenute invece intelligenti e rivelatrici. Preme riportare un dato fondamentale ed un insieme di considerazioni relative. Bravo, bravo in questa classifica del Crystal Ball a lui. Il dato riguarda gli investimenti. I quattro giganti tecnologici americani, Amazon, Google, Microsoft e Meta, hanno investito da soli nella AI oltre 130 miliardi di dollari in un solo trimestre e si apprestano ad investire entro il 2026 altri 700 miliardi di dollari. Stiamo parlando di oltre un terzo del PIL italiano investito in un anno in un settore nel quale non solo la Sardegna, non solo l'Italia, ma anche l'Europa stessa è praticamente assente. Non si ha, non si hanno precisi dati di quanto stiano facendo Cina, Giappone e India, ma gli investimenti complessivi non dovrebbero essere inferiori a quelli USA. Invece noi stiamo discutendo dei stupidità su adesso l'intelligenza artificiale che la cacca con i gai, disoccupazione, oia, poverito. Noi invece siamo rimasti ad una quarantina d'anni fa, all'epoca dei primi sistemi esperti e non abbiamo capito né la tecnologia delle reti neurali né delle loro gerarchie né le applicazioni che ne derivano e arraionamolo. Adesso vento, brisco. Grazie Ciriaco. E sa chi lo lega a questo articolo? La protesta dei sindaci, vedremo di Nuova Sardegna, salvate i comuni montani, guardate bene, no, che per questa cosa però almeno tra lei e il bene, tanto di questo comune montano, chi sono stato escluso, zona Pedes a mare, però insomma, come si dichiarano, zona debile, e la zona debile invece sono queste che sono veramente montane, basta vedere su che è diventato vizi il suo giro del 30 anni, insomma, è diventato una bigiuncola che hanno invece una idea di vocazione quasi del capoluogo di provincia. Nelle ville dell'Archistar Cowell sorgerà il museo della Costa Smeralda, una delle ville insomma in stata costruita di Costa Smeralda, tutto particolare, giustamente adibita a museo. Università di Sassari, 9 studenti palestinesi in città grazie alle borse di studio di Ateneo e Regione. Libania e l'amore per il canto, la passione supera gli ostacoli, la parola agli studenti. La storia affascinante di Libania, Leoni, cantante lirica che a Carloforte conquistò la Scala, che da Carloforte conquistò la Scala, la preoccupazione per la riforma degli istituti tecnici e musicali. Bene, andiamo da innanzi. Se poi questo è caso Garlasco, se il processo diventa mediatico, va bene, in cui tutti sono giudici, siccome il processo penale entra nelle coscienze collettive come forse nessun altro ambito del diritto riesce a fare. Il diritto penale siamo noi, parla di libertà, responsabilità, colpa, innocenza, racconta aspetti profondi dell'uomo, paure e istinti. Fiordas interrogata e Fiordas interrogato e pur sovano schinisti, ma quello che sono andando. Sia che il giudice sul caso Garlasco. Trapianti, guardare come in provincia di Nuoro, pagina numero 2, Nuova Sardegna, donazione in aumento, Nuoro, prima provincia in Italia. Veracchi, un tema sul quale il territorio dimostra sempre più sensibilità. Ne siamo contenti di questa cosa, l'associazione sabato a Bollolai con una nuova
pietra della memoria realizzata da Luciano Sega. Allora, questo è sempre in questa questione dessa donazione. Questa mattina nella sala conferenze dell'ospedale San Francesco un seminario per gli addetti all'anagrafe. Il tema, la scelta in comune, cioè di separare appunto da essere donatori, ossia la proposta al cittadino per il consenso alla donazione degli organi, da farsi nel momento in cui viene rilasciata la carta di identità, operazione destinata a crescere di volume in questi mesi per via del passaggio alla tessera elettronica entro il 3 agosto. Tra i candidati tra i banchi dell'aula, dalle 10 gli impiegati di Rotelli, Siniscola, Olzai, Galtellì, Irgoli. Negli altri comuni il personale è già stato formato. Come del resto confermano le stesse percentuali del sì alla donazione. E quindi damos tutto canto lo sì alla donazione. ASL avvia il tour della prevenzione, tappe in 24 comuni. Il truck degli screening partirà oggi dal parco dell'ospedale Zonchello. Parte questa mattina dal verde dell'ospedale Zonchello il poliambulatorio mobile multiscreening che farà il giro per i paesi del Nuorese, un vero e proprio tour della salute con 24 tappe dedicato alla prevenzione on the road in strada. Il taglio del nastro alla presenza delle autorità civili, la regione, prefettura, sindaco, presidente della provincia e vertici dell'SL di Nuoro è fissato per le 10 di fronte al padiglione A. Ecco la Pina Silvizi. Andiamo da innanzi. Allora, Orosei, statale 125, chiude il ponte. Disagi alla viabilità nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 lungo la strada statale 125 orientale sarda. ANAS ha infatti annunciato la chiusura temporanea del ponte sul fiume Cidrino all'uscita di Orosei per Cala Liberotto, nel tratto compreso tra il chilometro 224 e 480. Va bene. Andiamo da innanzi. Allora, che abbiamo oncologia, siamo in provincia di Nuoro, Unione Sarda, San Francesco, caso politico, oncologia, reparto in sofferenza. Saiu accusa Todde. Martedì era stata la UIL FP con Cristiano Pasquale Cinello, il segretario territoriale del Vigile Delega, a denunciare quella che ha definito una situazione assurda per il reparto di oncologia del San Francesco di Nuoro. Per il reparto è stato previsto un solo posto nel concorso unificato Ares, mentre 6 incarichi sono stati destinati ad Oristano. Un allarme pesantissimo che ora diventa un caso politico. Ad intervenire duramente è il consigliere comunale e capogruppo del centrodestra in provincia Pierluigi Saiu, che accusa Alessandra Todde, assessore alla sanità ad interim, di non aver mantenuto gli impegni assunti per il nuorese e parla di sanità malata. Nonostante gli annunci e le promesse, la situazione continua a peggiorare, afferma Saiu, sottolineando come il rischio di chiusura del reparto sia ormai reale, concreto e immediato. Deledda il tributo si fa in 2, sabato primo evento, poi la 3 giorni. Il distretto culturale nuorese dà il via all'anno delediano per le realtà locali e
alle coincidenze culturali del 2026. Tra le numerose ricorrenze ve n'è un'altra che unisce più che mai gli operatori culturali del territorio, del territorio, e cioè il tavolo dei musei compie 10 anni e quindi si unisce all'anno dell'Ediano. Per questa occasione, per i 100 anni dal Nobel di Grazia Deledda, oltre 30 luoghi della cultura in 20 comuni tra Nuoro e dintorni si sono uniti per valorizzare l'eredità lasciata dai giganti dell'Atene sarda. Va bene, nell'Atene sarda che deve essere. Andiamo dai Nantesi, Remoli su Unione Sarda, cronaca regionale, province, passo avanti verso l'elezione diretta degli organi. Corrias, PD, puntiamo a cambiare lo statuto speciale come ha fatto il Friuli. Eh sì, chi sarà che la prima commissione autonomia del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge nazionale sull'elezione diretta delle province. Dopo la proposta di legge nazionale 1, approvata dal Consiglio regionale nel luglio 2025, inviata al Parlamento, che puntava a modificare la legge del Rio. Ora la Commissione mira invece a cambiare con una norma di rango costituzionale lo Statuto sardo. Il presidente della Commissione, primo firmatario Salvatore Corrias, PD, spiega: avevamo già approvato la proposta di legge nazionale, ora vogliamo rafforzare quel percorso rendendo praticabile per Costituzione, così come ha già fatto il Friuli Venezia Giulia, la competenza della Sardegna. Le province sono ripartite, ma saranno orfane di democrazia finché a governarle non ci saranno organi elettivi a suffragio universale e diretto, invece come è di secondo livello di selezione. Comuni montani di sulla lamentela. Allora bisogna rivedere la legge, ripete come un mantra la prima cittadina di Dorgali, chi però è Cappelle San Moro, Angela Testone, ieri era a Roma per una mattinata di protesta davanti a Montecitorio insieme a diversi colleghi sardi e a tantissimi sindaci della penisola, tagliati fuori da quella legge sul riordino dei comuni montani, che proprio non va giù, cioè abbiamo fatto, nos ha distrutto una comunità montana asfissiante in un bellissimo entrata in vita che poi ha approfittato di questa situazione e non finì in montana, sai come si lamentano a caso non bene né definita la montana, ma intanto noi abbiamo spaccato questa cosa duramente. Comunque se non dovessero arrivare risposte siamo pronti a rivolgersi alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella mistura, quale onore. Andiamo da Innantisi, gradimento Todde perde terreno, ma Forza Italia paga l'approccio troppo ideologico, M5 Stelle al lavoro per risolvere problemi creati da voi. La Presidente nella parte bassa della classifica guidata da Federica è chiusa da Schifani. La gradatoria prima Massiliano Federica, 13esima, Alessandra Todde, 17esimo Schifani. Papà, te lo batto spunto. E in che siamo? Ultimo in coa. Federica Superstar, Schifani sempre fanalino di coda. Todde e Maluccio sono in tre nomi le tendenze che si notano a colpo d'occhio leggendo il nuovo sondaggio di SVG sul gradimento dei presidenti di regione. Sono tre i valori di cui tenere conto. Il primo è la percentuale di residenti che approvano l'operato di chi guida le giunte. È il dato più evidente, quello che dà il ritmo alla classifica.
Poi c'è il confronto con il 2025, che indica se il gradimento nel corso dell'ultimo anno è salito o sceso. E poi va considerato da quanti anni è in carica ciascun governatore monitorato da SVG. Avrà anche avuto ragione Andreucci a dire che il potere logora chi non ce l'ha, ma è facile immaginare che chi governa da poco abbia un'immagine più fresca e di chi è esposto da tanti anni e insomma impennente, impennente Todde. Oh, andiamo da innanzi, vediamo l'economia, vediamo iscrizione Unione Sarda, i sardi pagano il diesel più caro d'Italia. Bah, chi è mica? Allarme di consumo che denuncia i prezzi alle stelle raggiunti dai carburanti. Il presidente Vargiu narra aumenti ingiustificati e la benzina ha di nuovo sorpassato il gasolio. Tutto come prima, tutto peggio di prima. La crisi internazionale non si allenta e a pagare il prezzo più caro sono gli automobilisti sardi. Un pieno in Sardegna è sempre più costoso, ma l'isola ha anche ottenuto un primato non certo invidiabile, vendendo sulle proprie strade il diesel più caro d'Italia. Una bufera che sta cambiando il panorama dei combustibili di giorno in giorno, tanto che la benzina ha effettuato un conto sorpasso sul gasolio, tornando ad essere il carburante più costoso. I numeri. E proprio la benzina registra in Sardegna sensibili rincari al punto che al servizio arriva a costare 2,239 euro al litro, a Dolianova 2,2, a Muravera 2,2, eccetera, eccetera. Insomma, quindi sta aumentato in due. Sportelli bancari quasi dimezzati nell'isola. UIL emergenza sociale. Dal 2014 perso il 42% delle filiali. Il sindacato narra così scompaiono i presidi fondamentali. La desertificazione bancaria in Sardegna ha superato il livello di guardia, trasformandosi in una vera emergenza sociale ed economica che mina il diritto alla cittadinanza e lo sviluppo del territorio. Lo denunciano Antonello Spiga, segretario generale regionale di UILCA Sardegna, e Fulvia Murru, segretaria generale della UIL Sardegna. I contorni della crisi sono inequivocabili. Oh, yeah, yeah. Bene, abbiamo del pecorino romano, abbiamo che sono Unione Sarda, agroalimentare alla Fiera Internazionale di Milano, successo per la qualità e le tradizioni dell'isola. La Sardegna tra le regine del tutto food. Gli stand del pecorino romano del distretto biologico fanno il pieno di visitatori. Ne siamo scontenti. Report a rischio 284.000 posti, furti ed illegalità nei negozi, un conto da 41 miliardi. Lo in sofferenza sono, questo bene nel cosmetico, cosa che uno si potesse affunare dai gai. Un giorno è un profumo rubato, un altro una vetrina spaccata e a fine anno il prezzo dell'illegalità per le imprese del commercio è di 41 miliardi di euro e 284.000 posti di lavoro messi a rischio tra abusivismo, contraffazione, furti e cibercriminalità. Con il costo totale dei fenomeni illegali si potrebbero finanziare 3 ponti sullo stretto oppure acquistare oltre 120.000 Ferrari. Per fare gai uno si inchiodato in un profumo, un rossetto, un pinzu, eccetera, eccetera, e a Saine però tutto questo fatto a licenziare gente
e arrendersi al bottega. Non punto produttiva. Abbiamo dei sport, noi abbiamo sempre scritto in sarda, Cagliari, Folo Russo, Runso, il guerriero romano tra salvezza e futuro. Il club rosso-blu dovrà decidere ora se riscattarlo dal Napoli a 8 milioni. E quindi lo escludo questo intanto. Cagliari-Torino, domenica alle 20:45. Vabbè, andiamo a Sanuova, in Usaidata, a rischio servizi essenziali, penalizzati i territori più fragili, dei comuni montani. La denuncia della presidente dell'ANCI Daniela Falconi. Non considerare montani comuni come Dorgali, Scalaprano e tanti altri centri sardi è davvero assurdo. Il problema è che i nuovi criteri non tengono conto dell'orografia della Sardegna e rischiano di colpire territori che sono già interni, sono già interni, già fragili, già penalizzati da altri fattori. Daniela Falconi, presidente dell'ANCI Sardegna, sin dallo scorso autunno ha criticato la scelta del governo. Andiamo da innanzi, sindaci sardi a Roma, salvate i comuni montani, no ai tagli del governo. Sono 75 i paesi dell'isola esclusi dalla nuova classificazione. Gli amministratori locali chiedono il blocco del decreto. Sondaggio: governatori, Sardegna giù, la destra attacca, l'M5 Stelle sopra la media, la governatrice al 33%, in testa alla classifica il friulano Federica. L'ultimo sondaggio SVG sul gradimento dei governatori regionali posiziona la presidente della Sardegna Alessandra Torne nei piani bassi della classifica nazionale con il 33% delle preferenze. La governatrice registra un calo di 4 punti rispetto al 2025, attestandosi al terzultimo posto. Ecco qua. L'Imola da risulta già graduatoria. Al terzultimo posto tra i presidenti di regione in Italia. A guidare la graduatoria nazionale è un asse tutto settentrionale targato Lega Massimiliano Federica, Friuli Venezia Giulia. Resta il più amato con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. Notevole la performance del Sud, che piazza 3 esponenti nei primi 5 posti. Roberto Occhiuto, Calabria, Antonio De Caro, Puglia, Roberto Ficco, Campania. Va bene. Il PISDAS appartiene ai sardisti e alla sua storia. Poi per questo articolo da Como, ma due convegni a distanza di una die de due partes che sono naturalmente uno composativo. Uno è in Orgosolo e uno è in Castello. In Castello si riuniscono il sottosegretario Solinas. In Orgosolo si riuniscono il dissidente, eletto ex segretario, Lorenzo Palermo, Solinas e così via. E allora andiamo a vedere il presidente Antonio Moro, che è presidente del Soprintendenza. Nei prossimi giorni il partito Salvazione vivrà 2 appuntamenti importanti a Cagliari e il 24 maggio a Orgosolo.
Sarebbe però un errore leggerli come una semplice contrapposizione tra due aree, peggio ancora come una contesa personale, dalla quale mi dichiaro incondizionatamente fuori con la stessa determinazione con cui ciclicamente vengo strumentalmente coinvolto in tale presunta disputa. Il PISDAF attraversa una crisi reale, è una crisi politica perché molti iscritti, amministratori e militanti non comprendono più con chiarezza quale sia la nostra linea e dove risieda l'azione sardista. È una crisi organizzativa perché da troppo tempo restano aperti nodi che riguardano organismi, regole, partecipazione e tesseramento. Ed è una crisi di fiducia, la più delicata di tutte, perché quando viene meno la fiducia reciproca tra la base e la dirigenza, il partito smette di essere una comunità e rischia di ridursi ad un terreno di scontro permanente. Di fronte a tutto questo non servono prove muscolari, non servono trascinare il PISDAF verso scelte decise senza un confronto vero e senza un mandato chiaro della sua comunità politica. Nessuno può pensare che un partito con la nostra storia possa essere guidato come se fosse patrimonio di una persona o di un gruppo di fedelissimi. Il PISDAF appartiene ai sardisti, ai suoi militanti, alla sua storia collettiva e alla Sardegna. Ecco, quindi, ma Antonio Moro che è tirata fuori da si scontro, da scrivere sul tuo sconvegnolo. Andiamo da innanzi, restiamo in Sa Nuova, navi, biglietti per l'isola alle stelle, più di 700 euro per una famiglia. Caro carburante, tariffe dinamiche, così saranno vacanze di lusso. L'indagine di Federconsumatori sulla Livorno-Olbia, rincari del 300%. Vediamo questo startup, questo bravo giovane studioso, la liquirizia per conservare i cibi. Alchelux apre il primo impianto. La startup sassarese riceve 970.000 euro e diventa un'azienda industriale. Conservare i cibi più a lungo con la liquirizia è partita da qui Alchelux, startup sassarese fondata nel 2024 e che oggi festeggia un primo grande traguardo, un round seed da poco meno di 1 milione di euro. Cioè un primo finanziamento esterno che permette alla startup di rendere la forma, di prendere la forma di una vera e propria azienda dell'innovazione. Nello specifico, l'operazione da 970.000 euro comprende circa 800.000 euro di nuova liquidità e la conversione di precedenti strumenti SAF intelligenti per 170.000 euro. All'operazione hanno partecipato Food Tech Accelerator, veicolo di investimento costituito da CDP Venture Capital SGR e Entable Adventures con Accelera Ventures nell'ambito del secondo back di Fed. Vabbè, tutto. E in pratica di che si tratta? La traduzione è che il giovane team sassarese potrà cominciare la costruzione di un impianto a Sassari. Puntiamo a Predanieta, operativo già a ottobre. La produzione di Alchelux si moltiplica dagli attuali 10 kg annui a una capacità di 4,5 tonnellate. L'azienda si apre alla commercializzazione del prodotto entro fine anno e all'espansione del team nell'ambito del rientro dei cervelli, spiegano Matteo Curti, chimico e dottore di ricerca dell'Università di Sassari, Davide Sanna e gli altri due soci, Enina Bilanovic
e Carlo Usai. L'idea di Alkelux è un additivo antimicrobico naturale ottenuto da scarti alimentari, ancora più nel micro, dalla peluria delle radici di licurizia. Al centro della tecnologia ci sono i nanopolymer DOT, nanoparticelle a base di carboniosa con proprietà antimicrobiche. La liquirizia in polvere finisce, ma invisibile e inodore, viene applicata alle plastiche che conservano i cibi e il deterioramento viene rallentato. L'esperimento che un anno fa il piccolo chimico Mario Purdighe, CEO della startup, aveva raccontato alla Nuova riguarda le fragole conservate in una confezione tradizionale, dopo 3 giorni presentano già muffe. Con Alkelux resistono fino a 9 giorni. L'applicazione di Alkelux rischia di diventare rivoluzionaria se ora supererà la prima fase con quantità da industria. Complimenti, complimenti. Questo sì che fa. Andiamo da Sanuova, il ministro Schillaci sull'antivirus. Finora tutti i test sono negativi. Lo ha riferito alla Camera in un bannato. La trasmissione da uomo a uomo è molto rara. Bene, saremo scontenti di questa cosa. Stanley Tucci, finisco chieste, si riprende l'isola tra Cool Jones e il re di Tavolara. L'attore americano su Disney Plus, con la nuova stagione del suo programma, a Sassari, Barbagia e Sulcis, alla scoperta dei riti gastronomici della Sardegna, che praticamente lo pone l'incarichi scenario del cinema. Antivirus negativi 2 turisti, ma è scontro tra ministro e medici. La Nao non reggeremo ad una pandemia. Schillaci autolesionismo. Il britannico in isolamento a Milano, l'Argentina ha una polmonite semplice, cioè questa turista dall'Argentina che pensaia di poter fare Santavirus, invece è una polmonite semplice. Sono negativi e i test di 2 turisti che si temeva potesse aver contratto l'antivirus dalla passeggera, poi morta. Il ministro della salute Orazio Schillaci prova a rassicurare i cittadini sull'emergenza. Il piano pandemico funziona, ha detto, e il nostro paese ha reagito in modo tempestivo e coordinato a livello internazionale, sottolineando che a differenza del Covid il virus stavolta è già conosciuto dalla comunità scientifica. Più prudente invece la posizione dei medici ospedalieri della NAO, secondo cui oggi non esiste un rischio concreto di diffusione in Italia, ma un'eventuale nuova pandemia metterebbe in difficoltà il sistema sanitario nazionale. Incubo gastroenterite nella nave ferma a Bordeaux, un'altra nave crociera. Un passeggero morto in 50 accusano vomito, diarrea, crampi e nausea. Oltre 1700 persone tra passeggeri di equipaggio della nave da crociera Ambition sono in isolamento nel porto di Bordeaux per una presunta epidemia di gastroenterite. A bordo si sospetta un focolaio di norovirus, dopo che circa 50 persone hanno manifestato sintomi come vomito, diarrea, crampi e nausea. È inoltre morto un passeggero di 92 anni, anche se le cause del decesso non sono ancora chiarite. Insomma, questa nave da crociera non sono in buona fortuna, collabora sulla politica internazionale. Kate va a scuola a Reggio Emilia, Kate, questa principessa britannica.
Trump in Cina, da Xi Jinping, vertice su dazi, Iran, AI, cioè intelligenza artificiale, e Taiwan, accanto al presidente, 17 CEO, cioè sono tutto CEO, rappresentante delle società metti importanti, tipo Amazon e così via. Sul tavolo investimenti di Pechino negli USA. Vabbè. Coliamo sull'ultima pagina. Trump arriva a Pechino, Iran non ci serve aiuto. Il nodo Taiwan e il Medio Oriente nel dialogo fra le potenze. Intanto in Inghilterra Re Carlo al Parlamento indica le direttrici su esteri e sicurezza, al centro i rapporti europei. Nel contesto dell'apertura della sessione parlamentare a Westminster, Re Carlo III ha delineato sul mandato del governo le direttrici della politica estera e di sicurezza del Regno Unito, collocandole entro un quadro internazionale descritto come sempre più instabile e attraversato da tensioni simultanee e comunque nel quadro europeo. In questo terminamos esta novela de hoy e nos damos, non va nessuno che ha salutato, quindi tancamos in ocche e tancamos con la sigla de tancatura, eccola qua. E nos damos appuntamento torna a casa. E stanno a mezzo il bidello con a tutto dai, visti TV. Dopo 48 minuti, guarda che 90 minuti insomma.